Eder. Mac Pallister. Un giovane di 25 anni, identificato come Antonio De Cristofaro e con precedenti di polizia, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella serata di ieri in via del Flauto Magico, nel rione Conocal del quartiere Ponticelli di Napoli. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23:20. La polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione e ha trovato il giovane gravemente ferito. De Cristofaro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Betania, dove è deceduto poco dopo l'arrivo. Al momento le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell'omicidio e identificare i responsabili. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sull'accaduto. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente violenza nel quartiere Ponticelli, già teatro di numerosi episodi legati alla criminalità organizzata. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per contrastare tali fenomeni e garantire la sicurezza nella zona. Per ulteriori aggiornamenti si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali delle forze dell'ordine. Scomparsa di Cristiano Delben a Trieste. Ricerche in corso. Cristiano Delben, 38 anni, residente a Trieste, risulta scomparso dal tardo pomeriggio di lunedì 13 maggio 2025. L'ultimo avvistamento confermato risale alle ore 19 circa, nei pressi del bar Mia, in via Molino a Vento 26, dove ha incontrato il fratello. Dettagli della scomparsa. Il giorno successivo, martedì 14 maggio, Delben non si è presentato sul posto di lavoro, fatto che ha destato preoccupazione tra familiari e amici. Nel pomeriggio dello stesso giorno è stata sporta denuncia di scomparsa per allontanamento volontario presso la stazione dei Carabinieri di via dell'Istria. Nell'abitazione dove Delben viveva sono stati rinvenuti il telefono cellulare, le chiavi di casa e un biglietto, il cui contenuto non è stato divulgato dalle autorità. Descrizione fisica e abbigliamento. Cristiano Delben è alto 1,78 metri, pesa circa 68 kg, ha capelli castano chiaro corti, occhi azzurri e porta un filo di barba. Al momento della scomparsa indossava una maglietta verde, jeans lunghi, scarpe da ginnastica e occhiali da sole scuri con lenti nere. Portava con sé uno zaino nero. Mezzo di trasporto Delben si è allontanato a bordo della sua bicicletta, una gravel mountain bike di colore bianco con scritte nere Shock Blaze e strisce nere e rosse orizzontali sul telaio. Il portaborracce di colore arancione. Appello alla cittadinanza. Le forze dell'ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o la stazione dei Carabinieri di via dell'Istria. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per le ricerche in corso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.